Maso di Villa è uno stile di vita, sì, è un'idea nata ormai più di 20 anni fa, e quando i miei genitori hanno scoperto questa casa abbandonata da 20 anni qui in cima alle colline di Collalto. Prima avevamo un'altra proprietà un po' più giù, che però non era in una posizione così favorevole. Quindi quando durante una passeggiata hanno scoperto questo luogo, se ne sono innamorati e da lì è nata l'idea di un'abitazione in collina, però aperta anche agli ospiti, una piccola ricettività e la produzione particolare di vino, in questo caso Colli di Conegliano Rosso. Mio padre ama i vini rossi e quindi aveva piacere di provare a produrre un buon vino di questo genere. Il nostro vino, Nasi Rossi, è un prodotto decisamente di nicchia. Abbiamo un piccolo vigneto, 1,3 ettari, 10.000 piante ettaro, produciamo solo Colli di Conegliano Rosso, che è il rosso tipico di questa zona, però puntando alla qualità massima. Produciamo circa meno di 5.000 bottiglie per anno e lo vendiamo a 10 anni dalla vendemmia, quindi tra barrique e affinamento in bottiglia lo teniamo qui più di 10 anni. Il grosso del lavoro lo facciamo comunque in vigneto, una produzione accuratissima in vigneto, una grande selezione e poi appunto il meno possibile in cantina, 2 anni di barrique francesi di rovere nuove e poi 8-9 anni di affinamento, fino a quando riteniamo che abbia raggiunto la sua perfetta armonia. Maso di Villa prende lo spunto in realtà da questo luogo. Molti ci vedono delle influenze francesi o inglesi. In realtà quello che volevamo fare era restaurare questa, che era una vecchia casa colonica, mantenendola il più coerente possibile con il suo passato. E quindi pietra vista, mobili della tradizione, un pergolato di uva fragola, un grande orto come si usava in passato, dove ci sono verdura ma anche fiori, pergolato di rose e piccoli frutti assieme, una piscina che riprende la forma delle vecchie vasche lavatoio della zona, tutto per ritornare al passato, certo, insomma, mettendoci anche un po' di bellezza, perché è accogliamo degli ospiti e quindi insomma ci abbiamo messo anche decorazioni e un particolare stile più accogliente. L'etichetta del Nasi Rossi è molto particolare, si distingue dalle etichette più classiche, è stata disegnata da mio papà durante una cena qui proprio all'inizio, quando c'erano ancora da tirare le linee guida su come fare il vino, sesto d'impianto. C'era una cena qui con 6 amici, tutti esperti di vino, e durante questa cena lui li ha disegnati in posizione fotografica e stilizzati, ognuno di loro col naso rosso e il bicchiere di vino rosso in mano. E solo da lì è stato chiesto, ok, ma come lo chiamiamo? Nasi Rossi.